gliel'avevo detto che sarebbe stato così. Però per tutta la settimana è di qua, è di su, e vi avevo detto, lo dico a voi che siete di qua con me, attenzione, prima di tutto lo vedete ai miei giocatori. E in effetti è stata una partita difficile. Adesso speriamo che riusciamo a far rimanere tranquillo il nostro ambiente, il nostro sogno continua. Mi auguro che dall'interno comunque di non vedere più voci e di non leggere più voci di mercato, perché la realtà è un po' diversa per quello che sento dire dai miei dirigenti. Noi se faremo qualcosa di importante, la società vuole dimostrarsi ancora più importante, non so se mi sono spiegato. Ecco, quindi le cose che sento io e le cose che delle volte leggo sono un po' diverse. Ecco perché alla fine proprio è arrivato il pallone, proprio lì ho dato un calcione quando ha fischiato l'arbitro per liberarmi da una tensione infinita. Oggi abbiamo vinto la partita più difficile della stagione. Ok, andiamo avanti. Mister, scusa, era Guido. La gara più difficile della stagione, ma è abbastanza normale. Perché... È normale. No, scusa un momento. Trovavo persone che mi dicevano no, scusa, oggi 15 perché 7, oggi 15. Beh, sei in Friuli, non sei in un'altra parte. Ecco, e qua si sogna. Il sogno continua, Ecco. però bisogna che... Però io sono contento che la gente sogni. Perché la gente si dimentica cosa diceva ad agosto. Adesso. Beh, allora lasciami finire la domanda. Tu dici la gara più difficile, è vero, però l'Udinese non può essere sempre a 100, e se no sarebbe una squadra di robot. Questo voglio dire. Sì, no, ma credo che oggi avevamo le gambe e anche la testa per poter vincere e l'abbiamo dimostrato. Nel primo tempo, secondo me, abbiamo commesso l'errore di essere un pochino troppo leziosi. Noi pensiamo che si possano vincere le partite solo duettando nella metacampo avversaria, entrando attraverso triangoli, giocate e via dicendo, ma delle volte le partite si vincono anche sfondando, non dialogando, quindi andando di sostanza, di pragmatismo e di aggressività. Nel secondo tempo abbiamo giocato più così ed è arrivata l'occasione, ed è stata una partita pericolosissima perché io ogni tanto mi giravo e vedevo che c'erano 60 metri tra il nostro uomo più dietro e la nostra porta, perché volevamo vincere e stavamo spingendo e loro ci aspettavano per rubarci la palla, capire un pallone, farci sbagliare e partire. Siamo stati bravi. Alla fine di tutto ciò un bacio ad Andanovic che ha fatto una parata meravigliosa proprio all'ultimo secondo. Alla fine i sogni si avverano anche con quelle parate lì. E anche con queste vittorie. Sì. E anche con queste vittorie. Ecco, questo deve essere un passaggio che ci deve dare convinzione e anche ci deve far maturare ancora. Perché non sempre, ma non lo fa neanche il Real Madrid, non lo fa neanche il Barcellona, forse quelli, insomma, tutte le squadre possono trovare difficoltà, delle volte bisogna risolverla con la forza, diciamo così, o con altre armi. Oggi nel secondo tempo le abbiamo messe. Appunto. Non è sempre rose e fiori, tu sei da una vita, da 100 anni nel calcio. Perché mi chiedevate ieri, ma il record, le 11, le 12, le 14... Sì, ma il record è fatto anche di pareggi? Quindi Non di vittorie, nessuno ha detto... Ma io sono, rispetto moltissimo voi, siete le persone che, come dire, veicolano un po' questo sogno che stiamo vivendo e quindi che stanno vivendo le persone, i nostri tifosi, quindi io sono particolarmente felice di questo e se potessi essere sicuro che si possa concretizzare, non so cosa darei. Però la strada è ancora lunga e il cammino è ancora pieno di difficoltà. Mi auguro che ci sia quello che ho detto prima. Sì? Posso un'altra, l'ultima? Sì. Aspetta, l'ultima dopo. passa il microfono, passa. Mi sembra... Sì.
avete faticato, avete vinto con merito, per l'amore di Dio. Ma mi sembra che oggi le fasce abbiano funzionato meno che in altre occasioni, come precisione, come continuità. Beh, intanto... Merito anche del Bari, eh? Sì, sì. Sicuramente sì, ci può essere, non si può mica sempre andare a 1000 all'ora, però per giocare bene sulle fasce bisogna avere la velocità di cambio gioco, di giro palla. E oggi c'era la giornata peggiore per poter fare questo, perché il vento e il campo non ti consentono di giocare alla cieca. Finché non crescerà un po' di erba sul nostro campo sarà difficile giocare. Oggi c'era un avversario in più, il vento, che ti crea quel nervosismo, non lo so io che cosa, ma è il peggiore elemento contro il quale si possa giocare. Per una squadra che deve tentare di costruire il gioco. Perché se una squadra deve tentare di rompere e ripartire, anzi avere come è successo nel primo tempo il vento alle spalle, può essere anche un'arma. E tutto qua, quindi ci sono anche dei momenti in cui non si può essere precisi o brillanti come stiamo facendo. Nessuno si meraviglia, sai. Ed è stato anche per questo che l'ultimo quarto d'ora ho cambiato e abbiamo fatto il 4-3-1-2 con un attaccante che ci consentisse la palla alta, che noi non possiamo mai usare in un momento come quello mi sembrava potesse servire, e ho provato questo tipo di soluzione. Mister, io invece le chiedo a quello che lei ha detto all'inizio sul mercato, dicendo che appunto se il sogno, non nominiamolo, si realizzerà, è convinto che Per la me il società... sogno Europa, non so che tipo di sogno è il sogno Europa, per noi, da come siamo partiti, da come eravamo a quest'ora l'anno scorso... Chiaro, Sì, sono convinti, infatti lo scriviamo spesso. E la società vuole crescere. Non crede che la minaccia, l'invidia venga da fuori e ci siano i grossi media nazionali che mettano zizzania per cercare di... Non lo so, non sono un esperto di questo tipo di cose. Io penso soltanto che non credo sia solo così, perché ma non credo che sia per invidia, perché ognuno fa il proprio mestiere, e quindi io penso che sono quello che ha detto Larini la scorsa settimana, quello che diciamo sempre. La nostra società non è un supermercato. Se saremo capaci come squadra, come coloro che lavorano, allenatore, squadra, staff, eccetera, di fare cose importanti, la società ne ha solo che la voglia di fare cose importanti. Tutto qua. Mister, proprio prima che Sanchez inventasse quella giocata, per poco non gli riusciva Quadrado, che aveva fatto un gran numero al limite della rigore. Proprio Quadrado nella ripresa, secondo me, ha cominciato a sfondare, come diceva Leno, quindi è cresciuto molto. Questo per sottolineare che oggi mancava un uomo importante come Isa, nel primo tempo si è sentito, e Quadrado è cresciuto nella ripresa. Un'altra nota importante parlando di squadra. È cresciuta tutta la squadra, ma il ragazzo, a maggior ragione per un ragazzo che gioca poco, è importante che la squadra giochi bene quando lui gioca, perché si trova meglio, gli arriva qualche palla o costruisce delle situazioni, quindi ha fatto meglio nel secondo, come tutta la squadra. Francesco, non pensi che sia il momento di alzare il livello? Cioè, voglio dire, stasera gioca la Lazio. E io stasera tifo per il pari. Secondo me dopo le spiego perché. Secondo me il vostro avversario in questo momento potrebbe essere il Napoli. No, io ho appena detto, cioè, perché... è il momento di pensare in grande, questo ti voglio dire. No, ma addirittura oltre il quarto posto. Ma intanto nessuno dice nessuno può sapere se io penso in grande o se noi pensiamo in grande, è quello che diciamo al di fuori del nostro spogliatoio, perché dal nostro spogliatoio non esce mai niente di particolare. Però le ambizioni, noi l'abbiamo sempre detto, le abbiamo e vogliamo coltivarle con l'umiltà, insieme con l'umiltà, consapevoli che la strada è ancora lunga e non vogliamo illudere nessuno. Stasera tifo per un pari perché da un lato guardo la Lazio, con l'altro occhio guardo il Palermo, che è comunque una squadra che è, come dire, dentro la lotta per l'Europa. Io mi sento pienamente dentro questo tipo di sogno e questo tipo di situazione, però faccio questo mestiere da troppi anni per poter, come dire, esaltarmi. So benissimo che la strada è ancora lunghissima e se noi però continueremo così avremo anche noi le nostre possibilità. No, siete 3 punti con Napoli. Lo so.
con la possibilità... Prima un tuo collega in TV ha chiesto, ma del Milan quanti punti abbiamo? Un punto. Per dire, no, questa era solo una battuta, perché